In un paese della Sicilia, senza dire qual è il paese, c'erano le signore, i femmine, si sente? Sì. Che si amano a confessare no padrino. Ora in Sicilia molte donne hanno delle parole convenzionali che lo capisce solo il padrino, no? Allora, quando la signora ci faceva i conno marito, non è che ci poteva dire padre, ci fece i conno a mio marito, non ci poteva dire. Ci diceva padre, scende capo. E il padrino lo capiva, no? Poi entrava questa al confessionale e dice padre, scende capo. Sorella, vabbè, fate 4 Ave Marie, 4 Padre Nostro, mi raccomando. Ne entrava un altro, padre, scende capo. Usaccio, per ora i tempi sono cambiati. Insomma, giusto, sto padrino va in ferie e viene sostituito 15 giorni da un padrino nuovo. Con sapere questa discussione. Chi da già in confessionale dice padre, scende capo. Minchia, stare attenta, sorella, che sta attenta, non ne metti i piedi, scende, che io che sta a giocare. E chi dice, no, padre, vedete che scende capo. O capivo che scende capo, sorella, ma metti i piedi più avanti quando cammina, metti di scarpe di ma non lo so. Entra un'altra, dice, padre, scende capo, pure tu. Dice, ma nel nostro paese che succede? Mi ne chiede a parlare con il sindaco. E se ne vanno al sindaco. E c'è un padrino dice, signor sindaco, dice, guarda che abbiamo un problema grave, che hanno paese. Dice, ma che è successo? Che arrivano i film e mi dicono padre scende capo e o sinna che resate o parrino ci dice signor sindaco è inutile che lei ride perché qua qualcuno qualche giorno si rompe una mamma con questo scendecare lei va a mettere una cosa sulle strade e o sinna che resate a un certo punto il parrino si cuoce ci fa senta signor sindaco è inutile che lei ride che avreste che solo sua moglie questa settimana ha scendecato 3 volte.